Bo 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 bom bo bo. Era un po' che non la sentivo, Polenta e Usei, ma gli uccellini non si possono più usare, anche nello spiedo. Poi c'è qualcuno che li usa lo stesso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quella Sammy Varina in diretta anche oggi. Vai, 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 vai. Pompa, 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 ragazzi. Anche oggi cerchiamo di divertirci in questa valle di lacrime. Solo notizie brutte, terribili, guerra, morti, il femminicidio a Torino, ragazzi. Accoltella e uccide l'ex moglie davanti ai figli. Da quest'estate quel tizio, e poi il fatto che fossero immigrati è secondario minimo, da quest'estate il tizio, l'assassino, aveva il braccialetto elettronico. Verifiche sul funzionamento. La donna sarebbe stata colpita dall'ex coniuge, un 48enne, non si dice di dove, nella casa di Via Cigna, Barriera di Milano, siamo alle porte di Torino. Da agosto era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie. Questo è il Corriere, Repubblica ci va ancora più dentro. Il braccialetto elettronico è fuori uso, uccide l'ex moglie a coltellate, i figli in lacrime in strada a chiedere aiuto ai passanti, il vicino che ha lanciato l'allarme. Ragazzi, ma che momento del cavolo stiamo vivendo? Ve ne siete accorti subito? Sono arrivati WhatsApp, messaggi e vergogna della nostra giustizia di fronte alle inutili denunce della donna, un nuovo femminicidio da un tunisino e un bracciale che non funziona. Ma dove viviamo? E poi fanno gli spot per denunciare alla polizia. Inutile prassi. E anche questa è una roba che fa pensare, nonostante chiaramente la polizia fa del suo meglio, però se gli date delle ciofeche come braccialetto elettronico. Parleremo di questo e di quest'altro? Certo, perché con Sammy Varin e Potere al Popolo si commentano le notizie del giorno, collegandoci con persone che ci mettono ulteriore pepe. Tra pochissimo, un artista che da sempre fa anche politica buona però, tu dici c'è anche una buona politica, ve ne parlo tra pochissimo. C'è Umberto Napolitano, senti che pezzo!
un cantautore nel vero senso del termine, da sempre contro la guerra. Ogni tanto lo sentiamo anche perché ultimamente, questa canzone era del 1979, Bimba mia di Umberto Napolitano. Poi ha fatto Come ti chiami, Ehi Musino, Amiamoci, Con te ci sto, ma anche Il cammino di ogni speranza, Chitarre contro la guerra. Ultimamente Umberto Napolitano si è avvicinato ancora di più alla propria terra, ai bisogni, ai problemi della nostra e della sua terra, addirittura scrivendo un messaggio, inviando un messaggio video al Presidente della Repubblica. Signori, stiamo per collegarci con Umberto Napolitano, ma prima ascoltiamo il messaggio che ha inviato al Presidente Mattarella. Sentiamo. Signor Presidente, lei per noi è come un padre e l'Italia è nostra madre. Basta con la divisione, c'è bisogno di pacificazione e sia lei l'apripista, qui nessuno è fascista. Lo dica lei, signor Presidente. Umberto Napolitano, che ultimamente si fa chiamare sui suoi social Capitan U. Ciao Umberto! Ciao Sammy, ciao. È un grande piacere averti qui. Guarda, il mio piacere anche perché la canzone che poi dell'ultimo articolo che riguarda Salvini la passerei dopo, ma adesso hai preso un punto importantissimo, tu hai aperto. Sai perché quel messaggio che ho mandato in un articolo? Perché io non ho capito, il nostro Presidente potrebbe risolvere in 448 il problema, a dire tutti, signori cari, ma secondo voi io sarei a capo di un governo fascista? Il governo non è fascista. A quel momento certo, ci sarebbero quelli della sinistra che si mangerebbero quello che gli avanza, che io poi la chiamo sinistra, mi devi scusare, ma io vengo dalla sinistra, ero socialista, ma la sinistra si è spostata a destra, io mi ritrovo solamente nei valori che questo governo sta portando. Popolo, problemi veri, le cose sane, quello che a noi interessa ideologicamente. Guarda, mi sto sfogando, Sam. Io ti lascio parlare perché hai tante cose da dire e gli ascoltatori ti vogliono sentire. Guarda che nel 1967, quando io al festival Disco per l'estate cantavo Gioventù passi in fretta, ieri avevo 18 anni, è diventata anche storica quella canzone. Io avevo portato con me un ragazzo che era una tanza, era quello che è diventato poi storico, lo prendevano tutti, io l'ho portato in casa mia dove si è portato e l'ho portato in giro con me. Ho aperto il primo locale a Milano dove facevano gli spettacoli i travestiti, il Jolly, dove io addirittura ho scritto la canzone con Paolo Limiti delle Crezzo-Set su Brett. Non c'era il problema, nessuno pensava. Il mio gruppo artistico nel 76, quando esco con lo spettacolo che porto anche a Sanremo, avevo un americano di colore che era il mio, come si chiama, il mio coreografo, 2 ragazze di colore dell'isola di Trinidad, 2 inglesi bianche, più bianche non si può, proprio bianco inglese, una zingara, per chiamarla così, come non voglio prima, che lei si chiamava, sentiva, era, e non c'erano problemi, vivevamo tutti insieme, gli spettacoli. Adesso hanno creato una serie di casini per dividere, come quando nacque il femminista. Col femminismo fregarono le donne, perché noi siamo esseri umani.
Questo è il problema. Gli esseri umani per loro danno fastidio perché sono manovrabili, sono oggetto di business. Noi abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di pace. Questo è la nostra, è un messaggio che io combatto da 1966 e non mi fermo, perché io sono portato dall'amore. Amore che, come nella canzone tutti dicevano allora fate l'amore, fate non fate, era uno slogan. Bisogna capire la differenza fra chi ama veramente e chi invece ama per business. Allora, intanto ti fermo un attimo perché ci sono già ascoltatori che ti salutano, ti fanno i complimenti. Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp 340 6709 659 oppure per entrare in voce 02 9294 7222. Abbiamo con noi l'artista Umberto Napolitano, storico cantante anni 70-80, che negli ultimi anni è sceso veramente in piazza, non fisicamente, ma è come se ci fossi fisicamente, commentando settimanalmente quello che succede sui social, andandoci giù anche pesante, perché vedi un mondo che ci sta scappando di mano, che sta deviando, che sta andando verso una cattiveria anche pazzesco. Vediamo ogni giorno notizie di cronaca terribili e poi certamente verso un governo che cerca di riaggiustare le cose, ma ne parlavamo proprio prima, Umberto, in redazione con i colleghi. Sembra che ogni azione che faccia il governo sia poi supportata da una reazione dall'altra parte ancora più forte che vuole bloccare ogni cambiamento. Scusami, io ho dato un messaggio in uno dei miei articoli, ho detto, signori, tanto chi ha deciso una cosa non cambia idea difficilmente. Quindi, quando sentite qualcosa che vi dà fastidio, cambiate canale. Io non mi sto a far martorizzare, a sentire le stupidate che dicono dall'altra parte. E si capisce chiaramente, guarda, io sono rimasto veramente, quando, sto parlando di Mentana, Villa 7, dopo la pagliacciata di Boccia, quella roba lì, ha mostrato i sondaggi 1,7 meno il Partito Democratico. È rimasto scioccato a questo. Certo, si rimane scioccati quando si è fuori dalla realtà. L'Italia ha bisogno di una sinistra e di una destra, meglio ancora di un unico partito dove maggioranza e opposizione lavorino per il bene del paese. Io ti prego, questo è un messaggio che ti ho mandato, fallo arrivare, perché il Presidente, se lui prende un'azione e dice, chiarisce le idee, qui finiscono le lotte. Certo, è un problema che lui è al di sopra. Io ho molto rispetto del Presidente della Repubblica e ne ha rispetto molto la nazione. Ho visto stamattina anche come viene accolto dai giovani, però lui è il nostro padre, l'Italia è nostra madre. Per cortesia, tra un padre ed una madre, il papà è quello che di solito prende in mano la situazione. Non so se sono Sammy, aiutami te. Ogni tanto manda questo messaggio, fallo avere anche. Devono dire, lo dica chiaramente, ma chiaramente è logico, è chiaro che non guiderebbe mai un governo fascista. Ma poi questo fascismo, che cos'è? Ti dicono, usa il termine antifascista. Io ho detto, io non sono contro il fascismo, ma lo siamo tutti, ma non userò mai il termine antifascista, perché antifascista è uno slogan e io non mi faccio sloganare. E invece sai che non ti fanno fare più neanche uno spettacolo in giro se non firmi la carta che sei antifascista, eh? Ormai è di moda, bisogna firmare, sei antifascista, se no niente. Ascolta una cosa, io non firmo mai, che io sono contro il fascismo e il termine antifascista, però ti spiego, tra un po' ti avvertirò, perché sto inventando qualcosa di veramente rivoluzionario, spero di farcela, dove anche queste cose ci toglieranno queste illusioni. Però, tu sai che noi ci siamo. Sì, lo so. Io spero che tu ci sia, me lo mandi in giro questo messaggio, lo fai avere a chi di dovere,
perché volentieri. non per dire che ho fatto il messaggio, di dire, signor Presidente, per favore, facciamo una riunione davanti alle Camere, dica, la destra è un governo fascista, sì, no, basta, questo, perché sono stufo, abbiamo i problemi, dobbiamo ritrovare la nostra credibilità, la deve ritrovare anche la sinistra la credibilità, a meno che non sia Rizzo, io Rizzo lo ascolto, ma quante cose di Rizzo sono simili a quello che fa, che porta avanti il nostro governo. Io sono sempre stato dalla parte del governo, fino a prove contrarie. Stai tranquillo che quando c'è da mandare a dirle, le mando a dire anche. Tu mi conosci, no? Non guardo il colore, perché io sono Certo. stato al di sopra della politica, non accettai ai tempi né la sinistra né Forlani, quella destra, la democrazia, non accettai nessuno. Finché c'erano le radio libere ero sempre in classifica. Finché Sanremo, almeno le giurie erano lì, io ero sempre a Sanremo. Quando finite le radio libere mi sono ritirato. Ora ho ripreso nel 2012 cambiando sistema. Ho studiato una cosa nuova, la saprai per primo. Ti ricordi quando è successo il problema di come si chiama, di Salvini, che scrissi quella canzone e la presentai a te? Bene, quella canzone è ancora viva adesso. 1000 chitarre contro la guerra dell'odio. E sono stato orgoglioso che tu fai parte di questo video e che tu l'hai presentato. È vero. Perché tu sei un uomo, una famiglia, io ho visto la tua famiglia meravigliosa, che vai avanti per la tua strada, che è una strada. Sì, sembra che vai a sbattere, ma vai a sbattere con amore, nessuno può farti. Sì, è vero, ogni tanto facciamo qualche colpo di testa. Fammi prendere una telefonata al volo. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Poi Marco. Un caro saluto a Umberto Napolitano. Allora, te la faccio in breve. Perché tutto quest'arte da parte dell'opposizione? Perché non possono più mangiare. Quante bocche hanno mangiato negli ultimi 15 anni, dal 2011 ad oggi? Quante bocche ha fatto mangiare chi è stato al potere fino all'autunno del 2022? Quelle bocche lì, e lo hanno dimostrato le parlamentari e i parlamentari di Azione, che sono venuti via, sono tornati in Forza Italia o sono andati nei centristi, stanno a dimostrare che c'è un sacco di gente che è pronta a spostarsi da quella parte politica, il centro-sinistra, verso il centro e piano piano arrivare verso destra. Un'ultima cosa riguardante il nuovo ordine mondiale. Perché tutto questo casino nel mondo? Perché si è perso la contrapposizione USA-URSS, ci sono delle forze estremamente forti e rampanti che sono pronte a scatenare una guerra per prendersi la loro parte, e l'Occidente mai come oggi io lo vedo debole e incerto. Grazie a tutti, ciao. Grazie a te Umberto, abbiamo gli ultimi 2 minuti, a te la parola e ricorda agli ascoltatori dove possono trovarti. 1000 chitarre contro la guerra dell'odio, non possiamo salutare con quella? Sì, no, volevo farti replicare in chiusura, certo. Replicare il messaggio, guarda quello che sta succedendo nel mondo, il mondo tutto nasce, da quando è nato tutto il movimento woke, nacque per un certo motivo, per portare giustizia, quando quella certa sinistra con Rolex, quella che hanno capito che lì ci facevano business, da quel momento è iniziato tutto. Solo che adesso hanno esagerato, si sono accorti, si stanno estinguendo, si estingueranno, e a me dispiace, perché la forza di un governo è nel confronto, ma nel confronto ci sono 2 modi di pensare diversi. Questi modi di pensare però avranno un punto di incontro. Il punto d'accordo è il rispetto. Manca il rispetto. Quando ritroveremo il rispetto, allora, e io spero che il Presidente Mattarella dia una risposta ai suoi figli. Io mi sento un figlio, ho 77 anni, guarda, e quella foto lì ho tagliato la barba, l'ho accorciata. Sei bellissimo, sei bellissimo. Senti, Umberto Grazie, Napolitano, dove ti possono seguire gli ascoltatori? Adesso ti fai chiamare Capitan U, ok? Su Milano Post. Ci sono 2 giornali politici, diciamo, che sono
Milano Post e Affari Italiani. Io sono lo scrivo Milano Post, ogni venerdì io esco con un articolo, poi nelle rubriche vanno a vedere sotto, c'è alla terza voce i racconti di Capitanù, lì ci sono tutti i miei, ma io penso che meglio che parlare live con la voce, dire le cose, io quando ho potuto sono sempre venuto da te. E Umberto, quando vuoi, noi siamo qua, ok? Chitarre contro la guerra, Umberto Napolitano. Ciao, grazie. Ciao. Tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. Io mi unisco a voi, ragazzi d'oltreoceano, che con le chitarre la guerra combattete. Io mi unisco a voi, sperando d'essere utile, con le mie canzoni, da cantare insieme a voi. E tu, amico Dylan, che canti da laggiù, le tue canzoni arrivano fino a noi, ma le tue parole volano nel vento, non copre una chitarra il tuono dei cannoni. Tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. Tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. L'operaio in officina, l'imprenditore nel cantiere, noi sulle piazze, dai, facciamoci valere. Portiamo fra la gente il pensiero della pace, il pensiero di una vita che serva a qualche cosa, perché la pace tua, come la pace mia, non appartiene a un marchio o a giri intorno a un cerchio. La pace è un sentimento di amore dal di dentro, è un bene universale che unisce e non può far del male. Tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. Tutti uniti con le chitarre. Oggi abbiamo voluto cominciare in modo diverso per commentare ciò che sta accadendo dal punto di vista politico qui nel nostro paese, ma anche dal punto di vista geopolitico in giro per il mondo. Abbiamo intervistato l'artista Umberto Napolitano, uno dei primi cantautori rivoluzionari e che ha rilanciato il suo messaggio indirizzato al nostro Presidente della Repubblica, ma in generale la sua musica risuona ancora tra i nostri ricordi, oltre ai classici che vi ho fatto sentire come Bimba Mia, Come ti chiami, Amiamoci. C'è questa Chitarre contro la guerra, un pezzo davvero potente che ho voluto farvi risentire. Ci fermiamo per qualche istante perché tra pochissimo ancora ospiti, e in questo caso ragazzi un ospite che ci menerà via per qualche minuto portandoci alla febbre del sabato sera che sta per tornare a Milano. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Come sappiamo il presente proposta di legge prevede che la Repubblica riconosca per il 20 settembre di ciascun anno la giornata quale giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Io ringrazio il Presidente Mulè per la proposizione della proposta di legge, per l'abbinamento con quella della Lega, mia prima firma, e anche per quello che ha detto, per un commovente ricordo di quello che successe tramite gli scritti anche del mio conterraneo Giovannino Guareschi, la cui dignità
è stata richiamata come proprio la dignità dell'Italia e degli italiani. I fatti turbolenti che segnarono l'ultimo biennio della Seconda Guerra Mondiale, quelli cioè succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, aprirono una fase di guerra civile, una guerra nella guerra, potremmo dire oggi, segnata da eccidi, rappresaglie, ritorsioni, esecuzioni, deportazioni, prigionie ed episodi di guerriglia, anche e soprattutto fra italiani. Nel non facile lavoro di ricostruzione storiografica e memorialistica di quegli anni, la nostra Repubblica è sempre impegnata a non dimenticare nessuno tra coloro che subirono ingiustizie, violenze, vessazioni, che persero la vita o la sacrificarono. È quindi un gesto atteso da tempo, ma anche doveroso, quello di riconoscere ufficialmente una giornata commemorativa per quei moltissimi italiani che sono stati imprigionati e deportati nei campi di concentramento della Germania nazionalsocialista, dove molti di loro persero anche la vita, sfiniti dalla fame e dal lavoro logorante svolto a vantaggio dell'economia di guerra tedesca, o anche altri giustiziati sommariamente. Il fenomeno delle deportazioni nei campi di concentramento tedesco non solo fu molto esteso, si parla di circa 800.000 nostri connazionali, ma anche conosciuto e riconosciuto dalla memoria collettiva, ma non anche sconosciuto e poco conosciuto nella memoria collettiva, che però mancava di un riconoscimento istituzionale. Alla base delle deportazioni nei campi di concentramento del Terzo Reich ci fu prima il rifiuto esplicito di collaborare con lo Stato nazionalsocialista dopo l'8 settembre e poi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, istituitesi il 23 settembre sempre del 1943. Vi fu quindi una scelta consapevole e coerente di tanti italiani che fu ripagata con l'internamento nei campi di lavoro e nelle drammatiche vessazioni inferte. Un netto no al collaborazionismo venne da moltissimi militari, si parla di circa 650.000 giovani soldati che hanno preferito la prigionia piuttosto di spalleggiare la Germania nazista. Qui Parlamento.
Questo è un pezzo che avrà successo appena uscito. C'è la macchina di Ritorno al futuro, c'è il cantante di Vamos alla playa, Irigheira, c'è un altro artista che si chiama Jonathan, un artista cristiano che fa anche musica cristiana, che abbiamo intervistato più volte e che fa tutti i pezzi molto riconoscibili per la bella atmosfera anni 70-80. Ragazzi, un pezzone che secondo me sentiremo molto in questo autunno. Ho sempre odiato gli anni 80, Jonathan e Johnson Righeira. Musica indipendente che ci riporta indietro nel tempo. Ho sempre odiato gli anni 80, col cavolo, questi li amano più che non mai, e anche noi li amiamo, e anche lui secondo me li ama, anche se insomma non li ha vissuti decisamente perché è giovane rispetto a noi. Sto parlando del performer Simone Sassudelli, che abbiamo con noi. Ciao Simone! Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ho beccato la canzone giusta, cioè una canzone che si intitola Ho sempre odiato gli anni 80, che in realtà invece questi la amano gli anni 80. Sì. Ma qui noi torniamo ancora indietro di qualche anno, perché La febbre del sabato sera uscì qualche anno prima, erano ancora gli anni 70 e tu non c'eri proprio. No, neanche nei pensieri. Non c'era proprio, signori, ma Simone Sassudelli ci riporta indietro nel tempo, nelle stupende atmosfere della febbre del sabato sera, perché è in arrivo il 10 ottobre a Milano fino all'11 gennaio, quindi avete tutto il tempo che volete per andarci al Teatro Nazionale di Milano. È in arrivo la febbre del sabato sera e io esulto perché ti verrò a vedere come non mai, ti adorerò, perché noi siamo i fan di Grease, della febbre del sabato sera, di questi musical che veramente hanno anche un significato positivo, perché alla fine la storia finisce bene, non muore quasi mai nessuno. Nella febbre del sabato sera qualcuno scivola giù, ma non pensiamoci dal ponte. Esatto. Simone, perché? Perché tutto ciò? Perché ti sei buttato in questa atmosfera anni 70-80? Addirittura tu sarai John Travolta. È una responsabilità potente. Infinita. Pensa che io arrivo da Grease, che ho concluso l'anno scorso, dove ero sempre Danny Zucco, John Travolta, quindi, e adesso mi ritrovo, diciamo, nello stesso corpo, ecco, però con un'altra storia in un'altra epoca, però comunque con la stessa energia, no? Con cui ricordiamo Grease. Quindi io sono gasatissimo. Adesso in questo momento, tra l'altro, abbiamo appena finito le prove della mattina, siamo distrutti, ma è veramente fantastico, e come dicevi tu, una responsabilità gigante, perché John Travolta lo conosciamo tutti, Febbre del sabato sera è un film visto e stravisto, e quindi riuscire a rappresentare nel miglior modo, ecco, spero di portare onore sia alla storia originale che a John, che conosciamo tutti. Ma lo sappiamo benissimo che sarà una cosa splendida, anche perché in questo momento stanno già arrivando i messaggi al 340-6709-659. Sì, comincia il 10 ottobre fino all'11 gennaio al Teatro Nazionale di Milano. Lui sarà Tony Manero, Gaia Soprano, Stefani Mangano, ma ricordiamo appunto anni fa il Grease, e lo state ricordando voi, mi stanno arrivando WhatsApp, io l'ho visto, anch'io l'ho visto, e vabbè, porco cane, logico che l'avete visto. Senti, ma questo John Travolta, che personaggio è? Io immagino, per portare in scena, poi su un teatro così bello, così grande, così famoso, per portare in scena una roba del genere devi anche studiare il personaggio John Travolta. Per dirlo. Quale connotazione gli dai? Perché poi certamente ognuno gli può dare una connotazione differente, poi c'è il regista, c'è chi veramente porta avanti questo spettacolo che ti dà ulteriori connotazioni. Quale sarà il John Travolta che tu porterai in scena?
Allora, sicuramente, come dicevi tu, c'è stato un sacco di studio del film, perché comunque, e anche si vedrà dalla regia che Mauro Simone ha curato, ci sono molti riferimenti al film, quindi è abbastanza fedele, e perciò il pubblico vedrà un qualcosa che già riconosce, questo è già molto bello. Dopodiché, però, andando un po' in profondità nella storia, che prima nominavi Grease, no? Grease è una storia un po' più fresca, è un John Travolta anche in vesti molto più adolescenziali, ecco. Tony Manero invece ha delle sfumature, secondo me, molto più profonde, perché si conosce la sua famiglia, i suoi amici, il rapporto con loro e poi anche il suo rapporto nelle relazioni, no? Con Stephanie, quando si innamora. Si scopre il suo lato, secondo me, più sensibile. C'è proprio un momento nello spettacolo che vedrete quando arriverete a teatro, in cui lui non si fa vedere solo come il leader, non è ecco, un bullo, è un ragazzo che viene da una famiglia italo-americana, quindi una famiglia di immigrati, e che si trova appunto in una situazione sfavorevole in famiglia, però ha questo talento, ha questa cosa, no, della danza, per cui tutti lo amano e tutti lo riconoscono, ma allo stesso tempo, grazie proprio alla storia d'amore con questa Stephanie, lui riuscirà a mostrare un po' più di quello che è, cioè, il ragazzo che c'è dietro a tutta questa spavalderia, no? Perché comunque Panna Nero, noi abbiamo tutti impresso, immagino chi sta ascoltando, abbiamo impresso proprio un'immagine molto chiara, però ecco, secondo me sarà molto bello e anche una sorpresa per il pubblico vedere anche questa sfumatura qua. E noi siamo curiosissimi certamente di conoscere questo John Travolta portato in scena da Simone Sassudelli con Gaia Soprano, che sarà appunto la tua compagna. Vi siete già incrociati in queste settimane nelle prove? E una curiosità mia, ma come funziona il momento delle prove? Vi ritrovate tutti insieme e invece si fa una cosa in versione solitaria? Come sono le prove? Allora, io è la seconda volta che lavoro con Mauro Simone, che ha un metodo molto molto particolare. Lui è molto legato all'emozione del personaggio, della storia, cioè vuole che il pubblico si emozioni, no? E quindi l'emozione muova proprio il tutto, che non siano solo le coreografie. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro insieme, di studio del personaggio, il primo giorno. Quindi senza anche conoscere, perché io Gaia, ad esempio, che interpreta Stephanie, l'ho intravista, ma non ci avevo mai lavorato, no? Già per vedere le connessioni, che cosa può uscire, no? E vedere già delle caratteristiche. Dopodiché abbiamo iniziato in realtà a prendere scena per scena, montarla, con anche annesse coreografie, le canzoni, e finché adesso, proprio già dopo sole 2 settimane, stiamo già filando tutto lo spettacolo, quindi riusciamo a vedere il quadro di quello che sarà poi quello che vedrà il pubblico. E quindi è stato un processo in realtà veloce ma molto 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 profondo, secondo me, molto molto bello. E avremo adesso modo, insomma, di filare, così il 10 ottobre noi siamo pronti, così il pubblico può godersi uno spettacolo fantastico, ecco. Allora, chiaramente, lo sapete, l'avete capito, Teatro Nazionale di Milano, come avere i biglietti, ormai i nostri ascoltatori ci vanno abbastanza spesso al Sacro Teatro Nazionale di Milano, però c'è ancora qualcuno che sta facendo domande, giustamente ti fanno i complimenti perché qualcuno ti ha riconosciuto e mi scrivono che sei veramente un attore artista completo, scrive Gianni, un performer, direi io, completo, perché tu sei attore, canti, balli, coreografo, sei stato tanti anni in America, sei tornato, secondo me, proprio perché alla fin fine c'era questo spettacolo e anche Grease veramente importanti, la compagnia dell'arancia, eccetera, cioè roba bella, roba grossa che non potevi mancare. Però qualcuno mi chiede anche la differenza, perché noi siamo qua nella nostra bellissima Italietta che amiamo tantissimo. Tu arrivi da un piccolo paese della provincia di Trento, imboscatissimo, e andare in America, che roba diversa non è stata rispetto alla nostra Italia. Guarda, non riesco neanche a descrivertelo, è totalmente come ovunque si vada, no? Cioè, una cultura diversa, eccetera, però l'America posso dire che è proprio un altro mondo. Io ho avuto la fortuna di studiarci, lavorarci per più di un anno, e
E dal punto di vista professionale ho proprio notato che, professionale ma anche culturale, no? Come dicevo prima, i ragazzi, i miei colleghi con cui lavoravo, erano già settati con la testa su questo è un lavoro, è riconosciuto e non voglio fare il paragone, però un po' come vado in ufficio, no? Non è una... Perché in Italia, sai, il performing, il nostro lavoro, lavorare nel musical, a teatro, è un po' una cosa non riconosciutissima, ecco. E sembra cioè, a me quando lo dico, parlo del mio lavoro, mi chiedono sempre, ok, ma di lavoro cosa fai? È vero. Dico, no, è proprio questo il mio lavoro. E invece in America è normalissimo fare l'attore, quindi questa cosa che sia normale, no? Poter fare questo nella vita, a me ha aperto gli occhi tantissimo e mi ha, come dire, permesso di vivermelo anche al massimo. Quindi ho lavorato tantissimo là e in un ambiente veramente molto costruttivo, ecco, anche il pubblico è molto abituato a spostarsi per andare a teatro, a dire questa sera non vado al ristorante, vado a teatro, no? E sarebbe la mia speranza, ecco, anche per il futuro in Italia, che è così bella, come dicevi prima, speriamo di arrivare, no, a quel punto in cui la gente la sera, marito, moglie, chiunque dice dai, questa sera andiamo a vederci la favola del sabato sera, invece che altro, insomma, no? Quindi mi porta un po' questo, un po' quella speranza che qualcosa cambia anche qua. Guarda, ci diamo da fare, cerchiamo di trasmettere questa cultura del teatro che poi a tutti gli effetti è una vera e propria cultura, un modo di imparare, in questo caso un modo di imparare com'era l'America alla fine degli anni 70, quello che è successo, la voglia di ripresa che deve essere anche la nostra voglia di ripresa con tutte le sfighe quotidiane che stiamo vivendo in Italia e purtroppo non soltanto. Signori, Tony Manero ce la farà anche questa volta a darvi la forza e guardando Simone Sassudelli che lo interpreta, che canta, che balla, poi ti ho visto su Instagram, ma tu ogni tanto ci spari una canzone, cioè non stai mai fermo praticamente. Faccio cose, no, non sto fermo, è il mio difetto ma che non solo peggio, dai, diciamo. No, forte ragazzi, se volete seguire qualcuno su Instagram cercate Simone Sassudelli, ne vale la pena e soprattutto insomma sei anche un bel ragazzo che il pubblico femminile posso immaginare quotidianamente ti faccia complimenti, lo immagino. Simone, complimenti davvero per la tua simpatia, per il tuo modo di trasmettere emozioni ed energia, ma posso pensare che questo non sia nulla in confronto a quello che farai sul palco, per cui dal 10 ottobre all'11 gennaio Teatro Nazionale di Milano arriva la febbre del sabato sera. Grazie Simone. Grazie mille a te, grazie a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, sì, è minimo che veniamo. E come? Cioè, chi vi parla, insomma, l'ha fatto fuori il doppio 33 giri della febbre del sabato sera e so anche molti di voi. Beh, ci siamo menati via per qualche minuto, ci è piaciuto? Sì, e dai vostri messaggi direi di sì. Riapriamo le linee, dai. Ci abbiamo 10 minuti prima del prossimo ospite, il più veloce entra in diretta. Dai. Chiamatemi 029294 7222. Quali sono i problemi di oggi? I problemi, nel senso, sembra di fare i compiti per domani, no? No, però ci sono un fracco di messaggi incavolati, come al solito. Quando arriva Sammy Varin vi arrabbiate. Ma cosa ho fatto di male? Guarda, ti dico io. Luca da Bologna, abbiamo visto un omicida, è vero, questa cosa ha fatto impressione. Un omicida a confessare in diretta TV e l'intervistatore chiedergli: vuole chiamare i carabinieri? Ma siamo nella realtà o in un reality? Sai che ci sono rimasto anch'io, quell'uomo che ha confessato di aver ammazzato e non so neanche io perché l'ho fatto, non so che... Al giornalista, cos'era, di Mediaset mi pare. E quello ne parlavamo anche prima con Umberto Napolitano, che tempi stiamo vivendo in questo momento. Forza Italia, questo ce l'ha ancora con Forza Italia, che deve uccidere il vitello grasso
per il ritorno della Gelmini e della Carfagna, ballerine come le Kessler ma meno serie. Oh, ma come ti permetti? Però insomma c'è movimento all'interno della politica, vero, vero, vero. La Lega che risale nei sondaggi, e certo ne siamo contenti, però la base di tutto la protesta che stiamo facendo con le firme per Matteo Salvini non è tanto per Matteo Salvini, per la Lega, ma per un'idea che hanno in tantissimi, un'idea di difesa dei nostri confini, di difesa delle nostre leggi, ma soprattutto che in questo modo stiamo soltanto peggiorando. Ma avete sentito la sinistra adesso che organizza il referendum per farli diventare italiani dopo solo 5 anni di permanenza nel nostro paese? Guarda Repubblica, referendum sulla cittadinanza, boom di adesioni in 24 ore, oltre 450.000 firme, soglia vicinissima, straordinaria mobilitazione. Sì, ma sono tutti fighi quelli che firmano. Dargen D'Amico, Kasia Smudniak, gli appelli di VIP e influencer fanno volare le firme per il referendum. Cioè, ma questi cazzoni non ci stanno nelle periferie, non le frequentano le periferie, certo, e dicono ma firmate, li facciamo diventare tutti italiani, gli diamo la bandierina di italiano, già. E a cosa serve tutto questo? A niente, se non a dare un messaggio pazzesco per chi ci ascolta dall'altra parte del mare: venite nel nostro paese, che diventate italiani. Guarda, guarda, se ci si mette Gali con i suoi 4 milioni di follower o Zero Calcare, che abbiamo sentito ieri, l'amico della picchiatrice, in un video, non è mica vero che ha picchiato, dicono così, in un video appello che vi ho trasmesso ieri per riportare un po' di giustizia e consentire a chi sta in Italia, vive e ha relazioni qua, di avere gli stessi diritti degli altri, perché questi non hanno gli stessi diritti degli altri. Cioè, gli immigrati, figli di immigrati che studiano, giocano con i nostri figli, quali diritti non hanno rispetto ai nostri figli? Ecco il referendum sulla cittadinanza che vola, vola, vola come la pemaia, referendum cittadinanza.it. Andate a firmare, ve lo dice Gali, ragazzi, ve lo dice Gali, o Zero Calcare, lo dice certamente anche la bella ragazza che è andata in Europarlamento, votata da voi, e poi capisci perché sono qui a chiedermi ma in che cavolo di mondo stiamo vivendo? Stavamo dicendo che la Lega sale nei sondaggi. Per questo leggo, vedo, noto sui profili Facebook e nei gruppi un'esultanza generale, scrive il nostro ascoltatore. Questa è la dimostrazione che il vero leghista non è un voltabandiera, ma se c'è qualcosa che non va ne parla, lo dice e ci fa più di un ragionamento. Se la Lega nel corso degli anni scorsi ha perso consenso, è successo perché il popolo si è ritirato forte dei suoi pensieri e ideali. Non appena vengono prese di petto politiche che sono scritte nel nostro statuto, il risultato non può essere che una risposta positiva. E chiaramente le cose sul tavolo che qualcuno ci vuole togliere, o i pensieri semplicemente che abbiamo noi e che qualcuno ci vuole negare, sono questi: stop immigrazione, autonomia, federalismo, libertà, sovranità, ma soprattutto anche il rispetto delle leggi, ragazzi, la certezza della pena. Guarda un po' questa notizia a proposito di dare la cittadinanza italiano, cazzoni, guarda, oggi sono volgare, lasciami stare, lasciami stare. Lecco, Sassi contro le bancarelle, gruppo di ragazzini semina il panico, ferito un agente. Chiaramente non scrivono chi è stato, no, chi sarà mai che tira i sassi sulle bancarelle del mercato? Gli ambulanti delle bancarelle allestite da venerdì su Lungalago di Lecco sono neri, ed è una battuta, ma non ci sta proprio male. Intollerabile ciò che è accaduto l'altro giorno tra i loro stand. Attorno alle 22, per minuti sembrati durare un'eternità, c'è chi addirittura parla di mezz'ora,
il mercatino è stato assaltato da un gruppo di ragazzini di origini magrebine, lo dicono, in evidente stato di alterazione, cioè ragazzini in stato di alterazione. Questi sono ubriachi già a 13 anni, forse ipotizzano gli stendisti sotto l'effetto di alcol o altro ancora. 4-5 giovani, piccoli ma probabilmente maggiorenni, specificano, riusciti a seminare il panico mettendosi a lanciare sassi e tutto ciò che è passato per le loro mani all'indirizzo dei banchi vendita, probabilmente per arraffare merce in esposizione, approfittando del caos, non curanti della presenza tra gli altri anche di famiglie con bambini, essendo ancora relativamente presto. Cioè questi per rubare si sono messi a tirare i sassi al mercatino, lo vedete qua che c'è sul lungolago a Lecco. E noi li facciamo diventare italiani, così come premio, è vero? Pensiamoci ragazzi, e con tanti saluti a Zero Calcare e a queste battaglie di sinistra che non hanno altro su cui battagliare, chiaramente le persone tra virgolette normali, parlando come il generale Vannacci, hanno forse altri problemi, ma questi sono i problemi degli italiani secondo la sinistra. E voilà, raccolta di 500.000 firme per far diventare italiano colui che italiano lo è già perché vive nel nostro paese. E facciamoli diventare italiani, va bene, va bene, va bene. Perché Amadeus non ha sfondato con gli ascolti sul 9? Che cavolo ridi? Rido perché a me non sta simpatico, perdonami. E ultimamente mi sta sulle balle Amadeus, posso dirlo senza peli, non incappo in nessun reato, assolutamente. Lui non mi conosce neanche. E cosa direi? Tutta invidia, tu dici? Probabilmente tutta invidia. Speriamo nel Sanremo di Conti, guarda, se è l'ultima speranza. E adesso gli analisti del Corriere di Repubblica si chiedono perché Amadeus non ha sfondato con gli ascolti, a differenza di Fazio, chiaramente. Anche questo uno dice, ma com'è possibile che hanno questa roba in testa? Cosa ce ne frega? Vai anche sul Corriere, referendum sulla cittadinanza, riparte la raccolta firme quasi al 90%, termina il 30 settembre. Vai che non ce la fanno. Sito raggiungibile dopo il tilt delle scorse ore, e addirittura era andato in tilt il sito. Il termine il 30 settembre, non ce la fanno. Sì, siamo qui anche per sdrammatizzare questo momentaccio, è vero. Si va a votare, mi ricorda Luca. Sì, me ne ero dimenticato, in Liguria. Mi viene da piangere. Il 27 e 28 di ottobre si vota e quindi è meglio che, ragazzi, non pensiamo al referendum per la cittadinanza e pensiamo a qualcosa di più importante. Tra non molto vi dirò anche gli appuntamenti targati Lega sul territorio, perché è in arrivo, a proposito, il generale Vannacci in Liguria per fare il tifo verso Lega e verso centrodestra, ma ne parleremo più avanti. Qui Parlamento. La prigionia piuttosto di spalleggiare la Germania nazista. Molti di essi, lo sappiamo, neppure furono internati, ma immediatamente giustiziati. E anche di loro questa proposta di legge vuole ricordare la memoria. Non possiamo poi ignorare un altro importante aspetto. Gli italiani deportati in Germania e imprigionati per essere impiegati come lavoratori al servizio della macchina bellica tedesca vennero classificati dal Terzo Reich come internati militari italiani, una categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 29, quella sul trattamento dei prigionieri di guerra. Nel 1944 i sopravvissuti ai lager furono definiti lavoratori civili volontari o obbligati. Ci tengo a ricordare che il 2 agosto del 2000 la Germania ha invitato tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato durante il regime nazista a presentare domanda per ottenere un equo indennizzo, grazie all'istituzione di un fondo dedicato. In Italia, secondo i dati delle associazioni e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 80.000 persone hanno presentato tale domanda. Eppure,
Un anno dopo il governo tedesco ha deciso di escludere dal risarcimento sia gli ex militari italiani internati sia gli italiani costretti ai lavori forzati, parificandoli così ai militari e quindi ai prigionieri di guerra, ai quali il regime nazista impose di prestare il proprio lavoro senza alcun forma di indennizzo. In questo modo ai sopravvissuti al lavoro coatto è stata anche negata successivamente e in tempi relativamente recenti qualsiasi forma di risarcimento, e questo ci serve perché il nostro Paese sia ancora più coinvolto e quindi ancora più doveroso riconoscere e offrire un giusto riconoscimento a questi militari e questi civili italiani internati durante la seconda guerra mondiale, e quindi con l'istituzione di questa giornata dedicata. Venendo al testo che stiamo approvando e che auspico che venga approvato da tutta l'Aula concordemente e all'unanimità, mi preme sottolineare la facoltà di ogni provincia o comunque un ente territoriale di livello equivalente di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie per il conferimento delle medaglie d'onore che già era stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007, poi di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie anche perché per questi a livello scolastico, questo lo dice l'articolo successivo, proprio perché di queste persone, di questi cittadini italiani, di questi militari italiani sia tramandata la memoria. Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione! Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti! Ho detto solo che ho bisogno di ispirazione! Pop Music! Bastardo! Non ho capito cosa ha detto! Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà? Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle Colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema.
Luna Park! Me lo diceva qualche fidanzata un bel po' di anni fa, e stare con te è come essere al Luna Park. Ma sono passati tanti anni e questa è adesso è l'ultima canzone di Serena Skintu. Ciao Serena! Ciao, ciao a tutti. Brava, brava. Come va? Come va? Come va? Oh, siamo entrati in autunno, ragazzi. Luna Park, divertente, divertente, però adesso comincia a fare anche freschettino. Cioè, come è andata l'estate, Serena? Guarda, l'estate è andata benissimo, molto rilassante, ecco, e sono andata spesso a Luna Park, ne ho approfittato. Guarda un po', perché anche in Sardegna, dove abita Serena Skintu, i Luna Park ci sono e come, girano in città, in paesi. Serena Skintu arriva da Bosa, esattamente, anche se sei originaria di Alghero, giusto? Sì, io sono nata ad Alghero, però sono, diciamo, la mia infanzia e tutto il resto della mia vita è a Bosa. E sei conosciutissima, io lo dico sempre, quando noi sentiamo un artista, magari non va su Radio Italia o su Radio DJ o ci va poco, ma sono conosciutissimi a livello locale. C'è in Sardegna, tu dici Serena Skintu, è un'istituzione, ragazzi, la conoscono tutti quanti, perché è allegra, simpatica, carina, c'ha ritmo, regala emozioni, è una cantautrice veramente che viaggia continuamente tra spettacoli live, esibizioni su radio, televisioni e questa bisogna dirlo, ho visto sul tuo Instagram l'altro giorno hai aperto il concerto di un gruppo storico, hai aperto il concerto dei Collage. Sì, sì, guarda, è stato veramente un'emozione, bellissimo, ecco. Infatti li volevo ringraziare. Volevo anche ringraziare l'evento che è Bollicine Friends, che è un bellissimo evento che fanno qui a Bosa da diversi anni e sta crescendo tantissimo. Quindi che dire, è stato veramente magnifico. Anche perché, insomma, hai fatto sentire le tue canzoni giovani a un pubblico magari di meno giovani, anche se i Collage, devo dire, sono seguiti sia dai grandicelli come noi che dai figli, dai nipoti, perché sono canzoni storiche, dolcissime, e quindi, insomma, è stato un palcoscenico importante, certamente, ma signori, Serena Skintu ne ha fatte di produzioni, ragazzi, cioè se cercate su YouTube Serena c'hai non so quante canzoni che saltano fuori di qua e di là e insomma le ospitate, le comparsate cominciano anche a essere tante, insomma, stai girando su tanti canali per farti conoscere come non mai e i risultati arrivano. Sì, esatto, dai, i sacrifici ripagano sempre, è quello che ho sempre voluto fare nella mia vita, sto continuando a farlo, diciamo che non mi arrendo mai in quello che faccio e vado avanti così per il mio percorso che, dai, ogni tanto mi dà tante soddisfazioni. No, ci sono le soddisfazioni, ragazzi, come non mai. Oltre a questo pezzo che è andato perfetto in estate, Luna Park, è uscita anche Il segno dei vincenti, è andata benissimo. Che cosa trasmetti in queste canzoni, Serena? Diciamo che nelle mie canzoni ho voluto sempre raccontare, voglio sempre raccontare qualcosa di positivo, qualcosa che ci accomuna in tante cose, è quello che voglio raccontare nel mio percorso, ecco. E noi accogliamo il tuo modo di cantare, semplice ma che arriva dove deve arrivare. E io aspetto di accoglierti anche qua a Milano, perché ogni Sì, tanto esci dalla Sardegna, devi passare anche da esatto, Milano, dai. certamente, lo farò presto, tranquillo. Noi ti prenotiamo, prenotata Serena Skintu, ma intanto se volete ascoltare musica giovane che però è positiva, non fa male a nessuno, cerca di trasmettere anche valori positivi, basta cercare Serena Skintu sui social. Decisamente non ce ne sono molte che si chiamano come te, giusto? Sì, sì, sono fortunata ad avere un cognome anche così che, diciamo, se lo ricordano in tanti.
E come, e poi quando ti vedono si ricordano anche del tuo sorriso, e questa è la cosa altrettanto importante. Grazie Serena, buona musica! Grazie mille a voi, a presto allora. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Insomma, se mi chiamassi Sammy Skintu, probabilmente mi ricordereste più facilmente di me. E io mi chiamo Varin, lo sveglione che fa drin drin. Mi chiamavate così quando facevo la sveglia del mattino. Vero, vero, vero. WhatsApp, la miseria, questo che spatafiata che mi avete scritto qua. Io leggo. Caro Sammy, questa mattina si è scoperto, per modo di dire, il recupero dei 14 miliardi che qualche disgraziato mise nel MES, il meccanismo europeo di schiavitù, in una domanda fatta al bravo Claudio Borghi, che salutiamo, che è nostro ospite molto spesso su queste frequenze. Come mai, dato che le palanche sono scarse, non si vogliono recuperare i famosi 14 miliardi? La premier Melona, che Meloni è un errore di stampa, che non vuole disturbare il pilota automatico, così comunque non va bene, altro che autonomia differenziata, se non si è in grado di riprenderci ciò che è nostro e in mano a una banda di sicari dell'economia col guru accolto dalla sorella della NATO con tutti gli onori per i disastri e le porcherie perpetrate contro la classe media di questo paese, di cui è l'architrave sostegno. Complimenti al vile affarista Goldman Sachs e alla serva non del Guatemala. Come Lega cosa facciamo? Cosa vuoi fare, Madame Odore? Che cosa ci puoi fare? Non parliamo poi del sostegno continuo e mortale a quel nazista criminale di Zelensky, il distruttore del suo popolo e servo degli USA NATO, che hanno già raggiunto l'obiettivo di distruggere l'economia manufatturiera dell'Europa, in primis la Germania e poi l'Italia, e il tessuto sociale con l'immigrazione incontrollata, soprattutto islamica, che ha sempre, come la storia insegna ma non la si vuole imparare, vuole sempre conquistare l'Europa. La battaglia di Vienna, 11 settembre 1863. Scongiuro per ora i loro propositi mai sopiti. Ci vogliamo svegliare, caro Gianni, con una spatafiata del genere? Se non si svegliano così i nostri ascoltatori, è vero? La Lega cresce nei sondaggi. Senti, non è che siamo qua a controllare i sondaggi, però è vero, la gente ci sta dando ragione, lo vedo anche dai WhatsApp. Gente che non c'entra niente con la Lega, ma che ascolta Radio Libertà, perché insomma cerchiamo di parlare di buona politica, e ci scrive dicendo: oh, io non voto Lega, ma do ragione a Matteo Salvini. Gente che è andata sul sito legaonline.it per firmare per Matteo Salvini, per le idee di Matteo Salvini e della Lega. È la migliore risposta a chi vorrebbe mandarmi in galera, ha detto Matteo Salvini. E l'appello è certamente quello di votare, di firmare anche questo fine settimana. C'è stato un weekend di firme a go, mentre la sinistra, zero calcare, fanno il referendum per regalare la cittadinanza ai figli di immigrati solo dopo 5 anni di presenza in Italia, e non solo ai figli di immigrati naturalmente. Noi cerchiamo di mettere i puntini sulle i e cerchiamo di far rispettare le leggi, che è la cosa più importante. Prossimo weekend, mi raccomando, in tante piazze italiane avvicinatevi al gazebo della Lega. E mi arrivano segnalazioni da tutta Italia, persino nella piccola Val d'Aosta, signori, ci sono tanti appuntamenti anche in settimana. Il 26 settembre dalle 9:30 alle 13 vieni al gazebo a Morges, Val d'Aosta, Piazza Cavalieri, Vittorio Veneto, l'area del mercato. E ancora il 28 di settembre a Pont Saint-Martin, sempre in Val d'Aosta, Piazza 4 Novembre, area del mercato. Se avete parenti o amici in zona, diffondete che c'è il gazebo della Lega, si può firmare per controllare i nostri confini, perché è giusto controllarli e non far entrare cani e porci, perché è giusto guardare le nostre leggi, rispettare le nostre leggi e farle rispettare anche agli altri, quelli che normalmente sono perdonati da certi giudici.
Linea dura sull'immigrazione in mezza Europa. Come mai solo Salvini finisce indagato? Scrive Maurizio Belpietro. Prato, violenza in ospedale, giovane magrebino picchia guardia giurata e distrugge pronto soccorso. Ma senza andare lontano, signori, vi ho letto prima la notizia a Lecco sul lungolago, ragazzi e ragazzini che tirano i sassi alle bancarelle per approfittare poi del parapiglia e rubare a ragazzini magrebini. Razzista di un Sammy Varin. Per fortuna il 6 ottobre a Pontida ci saranno anche Orban e Wilders. Chiaramente questo è un colpaccio di Matteo Salvini. Penso che siano in molti che quando avete sentito cacchio arriva il presidente ungherese, ci vado anch'io. In carne ed ossa arriva Orban, signori, e che voi non ci venite. Pontida 6 di ottobre, contattate la sezione della Lega a voi più vicina o arrivate direttamente in macchina. Pontida in provincia di Bergamo, si arriva anche in treno. Open Arms, Lega, il partito vola nei sondaggi e supera Forza Italia, non ce ne può fregare di meno. Sì, Sammy Varin si arrampica sui vetri, fa finta di niente, ma è contentissimo. Ho difeso l'Italia e lo rifarei. Aver fermato gli sbarchi non può essere considerato un reato, dice Matteo Salvini. Gazebo della Lega anche a Cassano Magnago in provincia di Varese questo 28 di settembre, ma ripeto, in tutta Italia ci saranno gazebo della Lega per firmare, per dire io sto con la Lega. Non l'ho mai votata la Lega e che mi frega, però sono d'accordo con questa cosa che non si può chiudere la bocca a chi ha delle idee e quelli della Lega sono i pochi che hanno ancora qualche idea. Cassano Magnago Varese, Viera del Cimitero, 28 settembre, 9:30, 12:30, il gazebo della Lega. Ma tra gli appuntamenti da non scordare, Novara, venerdì 27 settembre, Circolo Operaio Agricolo della Bicocca, via Sforzesca, la festa La Lega delle Idee. Si comincia alle 18:30 di questo venerdì con Massimo Giordano, segretario della Lega della provincia di Novara. Si parla di autonomia differenziata in Piemonte, benefici e opportunità. E io lo dico sempre, ragazzi, non soltanto in Piemonte, ma anche a voi nel centro, nel sud Italia. Ci sarà qualche politico che ha coraggio di prendersi responsabilità e di dire: oh, ci penso io, voglio bene al mio territorio, su queste materie ce la facciamo da soli. Ci sarà Matteo Marnati, assessore al Piemonte, Enrico Bussalini, assessore proprio all'autonomia, poi si cena e poi arriva il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, poi quello di Verbania, Albertelli, Gusmeroli, signori, sindaco di Arona e parlamentare grandissimo della Lega, infine Riccardo Molinari. Tutto a Novara questo venerdì 27 settembre, la festa delle idee 2024. Ma ce ne sono di eventi targati Lega sul territorio e certamente io vi invito a frequentare il sito legaonline.it. Certo, se siete in Liguria, siccome si va al voto, ragazzi, dobbiamo veramente fare il tifo perché questi ci fregano con la scusa che certo Toti ha patteggiato, allora è colpevole, col cavolo, semplicemente voleva finirla con sta menata perché sennò si andava avanti per anni e anni. Modello Cota, ricordate? Un tizio che si chiamava Roberto Cota, rovinato dalle mutande verdi. Mercoledì 25 settembre, che è domani alle 20:30, a Loano, in provincia di Savona, in Piazza Rocca, arriva Roberto Vannacci. Certo, per fare il tifo per Bucci presidente, il candidato del centrodestra in Liguria. E in Liguria, signori, si vota il 27 e 28 di ottobre. Domani, 25 settembre, ore 20:30, a Loano, Piazza Rocca, Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, con Edo Rixi e tanta altra bella gente della zona per fare il tifo con il centrodestra.
Se vince la sinistra, ragazzi, è una batosta di quelle potenti. D'altronde c'è da aspettarselo, chiaramente c'è da aspettarselo, perché gli italiani sono fatti strani. Speriamo i liguri non siano fatti così. Io sono assolutamente da sempre ottimista. Appuntamenti da non scordare targati Lega. C'è una festa provinciale in provincia di Sondrio, a Buglio in Monte, in provincia di Sondrio, questo sabato 28 settembre, Piazza della Libertà. Non avete scuse voi della provincia di Sondrio, perché nelle vostre parti non ce ne sono tanti di eventi come ad esempio nella Bergamasca. Questo sabato 28 settembre, festa provinciale della Lega a Buglio in Monte Sondrio, Piazza della Libertà, a partire dalle ore 19, e arriva un fracco di gente importante. L'aperitivo con Ministro Giorgetti, Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Romeo, Eugenio Zofili, Massimo Sertori, Silvana Snider, ma prima di tutto il grandissimo ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Questo sabato 28 settembre, ore 19, Buglio in Monte, provincia di Sondrio. Appuntamenti davvero da non scordare, come non è da scordare certamente l'appuntamento targato Lega di questa domenica. Ormai ci siamo arrivati allo Spiedo Padano, che abbiamo dovuto rimandare per il maltempo, e che adesso poche storie avremo proprio questa domenica. Chi ci segue dalla provincia di Brescia non può assolutamente mancare, ma certamente arriveremo un po' da tutto il nord. Domenica 29 settembre a pranzo a Rovato, in provincia di Brescia, si mangia lo Spiedo Padano. Appuntamento al ristorante e birreria La Loggia, via Salvella 18, Rovato, in provincia di Brescia. Saranno presenti esponenti della Lega locale della zona di Brescia, ma ci saranno quelli regionali, lombardi, ci saranno quelli nazionali, parlamentari, deputati, senatori della Lega, e quelli europei. L'occasione è d'oro soprattutto perché saremo belli tranquilli seduti a tavola, in un ristorante bellissimo. C'è l'interno ma c'è anche l'esterno, se ci fosse il sole, quindi alla grande. Senza fretta, lo Spiedo Padano verrà servito dopo l'aperitivo, e poi appunto lo spiedo con polenta e patatine, il dolce, il caffè, l'acqua e il vino, con i vostri figli che non pagheranno. Bambini gratis. L'idea è bella proprio per quello, perché si possono portare ragazzini belli tranquilli, e un posto al chiuso, quindi possono correre avanti e indietro senza problemi. Gli adulti 25 euro, i bambini non pagano. Insomma, potete arrivare anche dopo pranzo, chiaro, sarà attivo il servizio bar. Perché? Perché ci saranno poi politici che interverranno. A intervistare i politici chi ci sarà? Secondo voi chi mai ci sarà? Ci sarò io, Sammy Varin, quindi un'occasione in più per vederci e anche per portarvi a casa i nostri gadget. Eccolo qua, il gadget più richiesto del momento. Mi scrivete per farvelo spedire a casa. Col cavolo, io non ho tempo di spedire niente, venitevelo a prendere. L'orologio di Radio Libertà. Soprattutto piace questo, quello che ho scritto è tutto un magna magna. E chissà come mai, e chissà come mai. Allora, se volete l'orologio con è tutto un magna magna, ma ci saranno anche gli adesivi, le magliette, i portachiavi di Radio Libertà, portachiavi in legno, proprio scritto con che cosa si scrive? Intagliato sul legno, non mi viene mai. Beh, l'appuntamento è proprio questa domenica a Rovato, in provincia di Brescia. Magliettine, orologi, portachiavi, adesivi vari, e soprattutto la possibilità di conoscere i politici locali e nazionali della Lega, con Sammy Varin, con il Marco Grimoldi che ci aiuterà a fare il gazebo, e chiaramente parlando di buona politica. L'evento di questa domenica è ancora prenotabile. Certo, se volete arrivare a pranzo è meglio che chiamiate questo numero 338
87 00 817 per prenotare lo spiedo. 338 87 00 817. Se invece volete passare nel pomeriggio per salutare i politici e il Semivarin e portarvi a casa i gadget di Radio Libertà, tranquillamente passate senza avvisarci. E ci sono ancora eventi, e come se ce n'è, e questo me lo stavo dimenticando, signore, a Cortazzone, provincia di Asti, sabato 28 settembre. Altra festa targata Lega, la festa provinciale della Lega a Cortazzone Asti. Si mangia, si beve con i big della Lega, passerà Riccardo Molinari, ma ci sarà Andrea Giacone, il consigliere regionale Fabio Carosso, che sentiremo proprio domani, sì, domani nel Focus Piemonte. Soprattutto l'appuntamento è anche musicale, perché ci sono dei grandi della musica, sto per dire padana, ma non è vero, però Piero Montanaro, signori, quanti di voi leghisti celoduristi non avete a casa il suo disco, il suo CD? Ne abbiamo distribuiti a centinaia nelle feste della Lega. Ci sarà questo sabato 28 settembre a partire dalle 9 di sera la musica di Marco Zeta, che salutiamo, e Piero Montanaro, due grandi della musica ballabile, della musica orecchiabile per tutte le età, ma soprattutto musica che non fa male alle orecchie. Quindi chi mi segue dalla provincia di Asti, sabato sera in musica con grande mangiata e con buona politica alla festa provinciale della Lega di Cortazzone in provincia di Asti. Poi è chiaro, c'è la Pontida 2024, il motivo per venire certamente la battaglia per zittire tutti noi della Lega e coloro che semplicemente hanno un pensiero politico diverso da quello del PD. La Pontida dei giovani, sabato 5 ottobre dalle 17:30 sul Pratone di Pontida si ritrovano tutti i giovani e i diversamente giovani per parlare di buona politica. La Pontida nazionale, certamente quella di domenica 6 ottobre, sempre lì a Pontida in provincia di Bergamo, da tutta Italia, stand a ferro di cavallo intorno al Pratone, ogni regione porta il suo cibo, le sue specialità, i suoi gadget. C'è lo stand di Radio Libertà ad accogliervi, chiaramente ci sarò io, Semivarin, cercate il capellone Semivarin. L'opportunità è quella di capire dove andrà la politica della Lega e del centrodestra, e lo scopriremo domenica 6 ottobre con Matteo Salvini e con Vannacci. Arriva per la prima volta Vannacci a Pontida, e poi avete sentito, ragazzi, con ospiti pazzeschi come il presidente, il capo dell'Ungheria e che l'altro, i Wilders, che insomma metteranno un po' di pepe in culo a una certa politica, ne sono assolutamente sicuro. Per Pontida contattate la sezione della Lega a voi più vicina, perché partono pullman da tutta Italia, ma ricordiamo che a Pontida si arriva tranquillamente in treno, perché c'è la fermata del treno a poche centinaia di metri dal Sacro Prato, e in automobile, certo, esistono le strade. L'unico appunto che Semivarin vi fa, mi raccomando, se arrivate in auto, cercate di arrivare presto. Io alle 7 del mattino sono già lì, per chi si alza presto siamo già lì allo stand alle 7 di domenica 6 ottobre. Non arrivate a mezzogiorno, perché verso le 10, 10:30 cominciano gli interventi dal palco. Matteo Salvini e i big arriveranno appunto intorno a mezzogiorno, ma a quell'ora si formano delle code interminabili sulla statale che va verso Pontida, quindi rischiate di perdervi gli interventi. Per fortuna c'è Radio Libertà, noi trasmetteremo tutto quanto in diretta, comprese le vostre telefonate, le interviste ai politici e anche a voi stessi che verrete a trovarmi allo stand di Radio Libertà. Ricordate, la diretta di Pontida sarà anche su Radio Libertà, in televisione sul canale 252, sui social e nella Radio DAB in tutta Italia. Va bene? E come se va bene. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Qui Parlamento. La memoria. Quindi si lascia così la facoltà ai singoli territori, alle singole istituzioni, gli enti locali, di ricordare le proprie testimonianze e di premiare i propri eroi, dando quindi un atteggiamento più vicino a quella che è la realtà territoriale, raccontando storie che sono vere e che devono essere riportate anche ai nostri ragazzi. Proprio per questo, a nome del gruppo della Lega Salvini Premier, ho chiesto e ottenuto, nell'ambito della sede referente, che durante le cerimonie pubbliche organizzate per le celebrazioni del 20 settembre, che ci auspichiamo che dal prossimo anno possano già essere presentate, e quindi durante la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, sia anche deposta una corona commemorativa presso l'altare della Patria a Roma, proprio per ribadire anche il carattere nazionale della ricorrenza, con la finalità di unire e rendere più coeso il nostro Paese in una memoria comune che sia patrimonio di tutti. Quindi anche il coinvolgimento, l'ho detto, delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche e delle università è rivolto appunto alle nuove generazioni, che sono chiamate non solo a conoscere la storia del nostro Paese, ma anche a fare tesoro degli insegnamenti che da quegli eventi, seppure tragici, devono pervenire anche oltre di noi. E così riteniamo opportuno il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche d'armi. Sono nominate nella proposta di legge proprio perché chi sul territorio è attivo per far conoscere il loro prezioso lavoro, il valore e l'impegno che costantemente queste associazioni profondono a favore della società civile. E quindi è giusto che le associazioni che ci hanno preceduto e ci hanno stimolato per questa proposta legislativa hanno fatto quindi da guida, essendo già attive da tempo nella promozione per questa diffusione di questi alti valori che hanno ispirato i nostri predecessori e ancora che oggi possiamo chiamarli eroi o anche martiri. Quindi nel riconoscimento del valore e del rispetto per il nostro passato annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier all'istituzione della la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi per il 20 settembre. Qui Parlamento.
La nostra è davvero la radio delle lingue, dei dialetti e questa è la trasmissione dei territori. La Fore si intitola così l'ultimo pezzo di Eric Mormile, cantautore, chitarrista, bassista, tastierista, produttore, che mette in musica la storia, il coraggio e la dignità degli emigranti, non degli immigrati. L'emigrazione forzata, quelli che dal sud sono arrivati al nord o addirittura sono andati a cercare fortuna in altri paesi, già in maniera regolare però. Elementi classici, nuove influenze, Eric Mormile tocca corde intime raccontando queste storie di speranze, disillusioni, rinascite, senza mai perdere di vista musicalmente la tradizione e un moderno menestrello, sì, lo è, sono d'accordo. E grazie dei complimenti, ma i complimenti dovete farli a lui, Eric Mormile, chiaramente Napoli, Campania, per dirvi che questo è davvero un quotidiano viaggio nei territori. Siamo partiti parlando bresciano, abbiamo mandato in onda Polente Usei in apertura di trasmissione, poi siamo andati in Liguria a trovare Umberto Napolitano che vive lì da tempo, poi in Trentino Simone Sassudelli, il performer che debutterà tra pochissimo a Milano con la compagnia dell'Arancia, lui sarà il febbre del sabato sera, Tony Manero, ragazzi, che emozione. E poi dove siamo andati? Siamo andati in Sardegna a cercare Serena Schintu, la cantante di Luna Park, e infine Eric Mormile invece da Napoli. È finita? E no che non è finita. Prima di tutto mi ricordano, la Elena mi ricorda che l'appuntamento per chi vive in provincia di Treviso con le firme è a Crocetta del Montello. Anche lì si firma per la Lega, per Matteo Salvini, per qualcuno che ci vuole chiudere la bocca il 28 settembre dalle 9 alle 12. Ok? Ma adesso ci sono ancora i territori in onda e minimo arriva Davide Gerbino, il blogger dei territori che spesso e volentieri ci porta in giro per l'Italia. Questa volta ci porta a Saluzzo, siamo in provincia di Cuneo, per parlare di moda, di carni, di vini. Il blogger dei territori lo potete anche vedere, che chi ha una televisione collegata ad internet, sul canale 252, che poi il nostro canale è quello di Radio Libertà, oppure certo sul sito radiolibertà.net o sui social. Chiaramente questo è un video che potete guardare ma anche ascoltare, e mandiamo un saluto a tutti quelli che ci seguono in auto, nella radio DAB, nella banda DAB della vostra automobile, e avete scoperto che nell'autoradio non c'è soltanto l'FM, nel DAB Radio Libertà si ascolta in tutta Italia. Semi Varin per il momento si ferma qui, la linea a Davide Gerbino. E rieccoci carissimi amici, bentornati, una nuova puntata di Le Eccellenze dei Territori, on the road, in giro per l'Italia, il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze, sembra cercare il meglio dei nostri paesi, quelle realtà senza le quali i nostri paesi morirebbero, perché è così, perché le aziende che incontro, le aziende di cui vi parlo, sono il meglio che ogni territorio ha da offrire. Io parto ogni giorno, giro, prendo, busso, entro, controllo, guardo, seleziono e i migliori partecipano al nostro programma. Tutti gli altri, se non partecipano, è perché eccellenze evidentemente non sono. Mettetevi comodi perché questa volta parleremo di 3 realtà molto diverse tra di loro, perché saranno 3 argomenti completamente diversi, ma tutte e 3 hanno in comune un qualcosa: la passione per il loro lavoro, la passione per questo territorio che anche grazie a loro vive e prospera. Mettetevi comodi, stiamo per partire con le eccellenze dei territori. E allora partiamo subito con gli argomenti di questa
puntata. Parleremo del mondo della moda, del mondo dell'abbigliamento, che in questa puntata diventerà quasi una forma d'arte, come vedremo. Poi c'è un'altra forma d'arte, il mondo della carne, il mondo delle cose buone. Ed infine parleremo anche di vini, perché ho scovato un'enoteca molto particolare che ci aiuterà anche a parlare di pari opportunità e inclusività. Ma mettetevi comodi perché partiamo subito dal mondo della moda. Siamo a Saluzzo. Saluzzo è considerato un po' il salottino della provincia di Cuneo e qui sicuramente la moda è qualcosa di importante. Ma ho trovato un'autentica boutique piccolina, graziosissima, che potrebbe stare comodamente in Sicilia, in Toscana, in uno di quei borghi meravigliosi che ci sono magari in riva al mare. Invece è proprio qui, in pieno centro a Saluzzo, entrando, la sensazione che ho avuto è la sensazione di entrare in un atelier dell'arte, pensate, una vera e propria bottega dell'arte. Volete conoscerla meglio? Bene, partiamo subito. Carissimi amici, vi voglio parlare di un'attività che ha qualcosa di speciale. L'ho visto appena sono entrato. Un mondo di colori, un mondo legato alla moda, legato all'abbigliamento, con però qualcosa in più. Quella che scopriremo è una vera e propria boutique, una piccola bottega, se vogliamo, d'altri tempi, molto legata alla tradizione di questo mestiere, ma allo stesso tempo estremamente innovativa. Come detto, un mondo di colori che trasforma tutto questo quasi in una vera e propria esposizione d'arte. A portare tutto questo nel suo paese, in centro a Saluzzo, è la ragazza che vedete qui al mio fianco, Anita. Benvenuta Anita intanto. La vedete, anche lei è già tutta colorata, perché tutto questo rappresenta, secondo me, quello che è lei, quello che ha nel DNA, quello che ha nel suo cuore. La tua attività, ricorda già dal nome il mondo della moda, infatti si chiama Idea Moda. Quindi non potete sbagliare, non potete confondere l'argomento di questa parte di puntata. E come dicevo, veramente hai portato in Saluzzo una piccola perla, un piccolo gioiello. Quanto questo gioiello rappresenta ciò che sei tu? Che bella domanda. Qui dentro c'è tutta la mia passione, quello che mi è sempre piaciuto fare. In assoluto l'abbigliamento è un qualcosa che mi è sempre attratto, caratterizzato, e quindi niente, ho cercato semplicemente di esprimere ciò che sono io nel mio negozio, ovviamente con colori e con i vari con le mie varie scelte di modelli, di capi e colori, ovviamente, perché primavera estate certo ci vuole, siamo un po' più colorati. Esatto. È veramente particolare quello che sto vedendo, proprio per questo, e infatti ho scelto te per poter parlare del mondo dell'abbigliamento su Saluzzo proprio per questo motivo, perché il tuo non è un negozio classico, perlomeno non è un negozio di quelli classici che si trovano in queste zone. Comunque Saluzzo è una bella cittadina, è un po' il salotto della provincia di Cuneo, però siamo comunque a 2 passi dalla montagna, quindi il mondo è un po' chiuso, se vogliamo, in certo senso. Tu invece porti veramente una ventata, al di là dei colori che ci sono in questo momento, ma hai creato veramente qualcosa di particolare. Ve lo dicevo, è un po' alla base di un'attività come questa, cioè la passione. L'hai detto un po' prima e l'ho visto un po' anche dai tuoi occhi lucidi mentre che lo raccontavi. Quello che stiamo vedendo, le immagini che stiamo vedendo, è un po' la realizzazione del tuo sogno, fondamentalmente. Esattamente, sì, l'ho sempre voluto e ovviamente ho sempre lavorato come commessa, e poi ho detto un giorno chissà se riuscirò mai a colmare questo mio sogno, e anche se l'ho colmato in un periodo non proprio migliore, però qualcosina sono riuscita a mettere ovviamente in atto.
ho iniziato con l'abbigliamento per poi dopo adesso aggiungere anche l'accessoristica che prima non l'avevo, ce l'avevo meno e niente. Tutto quello che vediamo è tutto farina del tuo sacco, c'è tutta roba che hai scelto tu, infatti si vede molto il tuo gusto anche in questo. Come scegli le aziende che poi lavorano con te? Come scegli quindi l'abbigliamento, i prodotti che stiamo vedendo? Beh, io lavoro con un'azienda di Firenze e mi trovo benissimo perché comunque il prodotto e la qualità diciamo che è ciò che rappresenta anche un po' me. Un abbigliamento che varia dal casual ovviamente all'elegante, scelta più che più che ottima perché comunque è il mio genere. E quindi diciamo un pochino che se non rispecchiasse me non riuscirei anche in qualche modo a venderla, magari a farla vedere, a proporla in qualche modo. Il regno di Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. E non ho altri marchi perché dalla A alla Z diciamo esatto, che mi piace qualunque cosa che... Un aspetto che vorrei sottolineare di questo lavoro che forse non tutti sanno, cioè voi in un certo senso dovete un po' anticipare le mode, perché quello che noi vediamo qua non è che l'hai scelto ieri mattina e ti è arrivato ieri pomeriggio, l'hai scelto mesi e mesi fa. Come funziona questo? Cioè te l'hanno insegnato, lo sapevi già fare, è un qualcosa che devi avere dentro? Perché io ad esempio non sarei capace a scegliere oggi un qualcosa che deve andare di moda fra 6 mesi. Beh, facile non lo è, però diciamo anche che quando hai un buon supporto dietro come l'azienda, come i rappresentanti o qualunque esso sia che ti può supportare in qualche modo, consigliare, un po' ti esce naturale e un po' ovviamente con l'aiuto di loro riesci in qualche modo a creare un buon outfit, delle bellissime cose da fattibili. Meraviglia, è stato veramente un piacere poter conoscere questa ragazza e soprattutto poter raccontare un pezzettino della sua storia. Andiamo avanti, andiamo al quartiere San Martino di Saluzzo. Ci spostiamo, siamo sempre in città ovviamente, ma siamo in un quartiere che è veramente una piccola città nella città, se vogliamo. Qui ci sono tante botteghe, alcune di grande valore, altre meno. Io ne ho trovata una che è forse l'esempio più importante di come la tradizione della macelleria artigianale qui sia ancora viva e vegeta e soprattutto guarda al futuro, perché ci sono 2 ragazzi giovanissimi, marito e moglie, fidanzato e fidanzata, compagni, chiamateli come volete, che però insieme portano avanti una tradizione, ma la portano avanti così con le loro mani, sono partiti da zero. Oggi producono, creano tanti piatti meravigliosi e soprattutto lavorano la carne, la lavorano ancora in maniera artigianale. Li conosciamo insieme? Dai, andiamo!
bello, carissimi amici, trovare nelle nostre città, nei nostri borghi, nei nostri paesi dei giovani che portano avanti attività tradizionali, attività legate proprio alla storia del loro territorio, ma direi alla storia italiana, come in questo caso. Una di queste attività è sicuramente il mondo della macelleria, un mestiere nobile, un mestiere antico, un mestiere che purtroppo però al giorno d'oggi non tutti vogliono fare, perché come vedremo e come abbiamo spesso raccontato in questo programma è un mestiere difficile, complicato, faticoso. Quando trovo dei giovani che invece decidono di intraprendere questa strada, ve li devo far conoscere e devo raccontare un po' del loro percorso e un po' della loro storia. È il caso del ragazzo che vedete qui al mio fianco, Alberto. Benvenuto, Alberto, intanto, in quella che è la tua attività che porta il tuo cognome, ma in una forma un po' particolare. Perché come si chiama la tua macelleria? La nostra macelleria si chiama Macelleria alla Flesia. Dici la nostra perché è un'attività di famiglia. Qua c'è un po' tutta la tua famiglia che ci lavora. Esatto, sì. Siamo proprio un gruppo familiare. Quanti siete? Allora, noi siamo in 4. Ok. Siamo io, la mia compagna, e poi c'è mia sorella e c'è ancora un'altra ragazza che ci aiuta anche al pomeriggio. Insomma, come dicevo, le attività di famiglia, le attività tradizionali. Come hai scelto di intraprendere questo percorso, di fare questo mestiere? Perché come dicevamo, non è un mestiere semplice, adesso poi lo conosceremo un pochino meglio. Com'è nata questa? C'è passione? Cosa c'è dietro? Questa qua è stata la mia passione, che avendolo già fatto altri anni seguenti, ho deciso di aprire un'attività e di provare a continuare la mia esperienza che avevo vissuto, e così funziona. Ok, quindi questa attività, giusto per capire da chi ci guarda, l'hai aperta dal nuovo, dal fresco, praticamente, sì, c'era prima. Noi siamo partiti proprio da zero e qua c'era un meccanico, abbiamo deciso di rifare tutto il negozio nuovo Ed eccoci qua, e questo è un aspetto molto importante, perché chi ci segue tutte le puntate, molto spesso appunto le attività di macelleria soprattutto si tramandano magari di generazione in generazione, magari c'è il macellaio che lavorava come dipendente, poi subentra nell'attività. Partire da zero... Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare